Una notizia clamorosa è arrivata questa sera a Napoli e i tifosi azzurri sono già in totale agitazione. Siamo tornati con un altro aggiornamento davvero interessante sul nostro amatissimo club. Come sempre, facciamo del nostro meglio per migliorare e portarvi le notizie più fresche e più rilevanti. Prima di immergerci in questo argomento esplosivo, non dimenticate di lasciare un like al canale e iscrivervi per non perdere nessuna novità. Oggi parliamo di un tema che sta facendo molto rumore sul futuro del Napoli. Sì, nei retroscena del club, qualcosa di importante si sta preparando. Nelle ultime ore, un'unica domanda ha dominato conversazioni, radio, dibattiti e social. Antonio Conte lascerà il Napoli? La pressione dopo gli ultimi passi falsi ha alimentato speculazioni intense, alcune persino sensazionaliste, parlando di dimissioni immediate o di una rottura inevitabile. Ma ora arriva una risposta forte e inaspettata, direttamente dal cerchio più vicino ad Aurelio De Laurentiis. Secondo Guido Trombetti, amico personale del presidente ed ex rettore dell'Università Federico II, è stato lo stesso De Laurentiis a gettare acqua sul fuoco. Trombetti ha raccontato di aver inviato un messaggio al presidente chiedendo del caso Conte. E la risposta è arrivata il giorno dopo, diretta e quasi infastidita. Ma non hai proprio niente di meglio da fare che pensare a Conte. De Laurentiis era calmo, sereno e, secondo Trombetti, senza alcun segnale di preoccupazione. Questo smonta completamente la narrativa di una crisi irreversibile. Al contrario, indica che non c'è nessuna rottura, nessuna richiesta di dimissioni e neppure un minimo movimento per sostituirlo ora. Quello che sta accadendo, secondo fonti interne, è molto più semplice e realistico. Conte è irritato, scontento del rendimento della squadra e della mentalità mostrata in alcune partite. Qualcosa che lui stesso ha spiegato chiaramente nelle interviste post-gara. Ma irritazione non significa rottura. È esattamente l'atteggiamento che ha sempre avuto nella sua carriera, intensità massima, pretese elevate e frustrazione quando sente che la squadra non risponde agli standard richiesti. Nei retroscena, al club sono convinti che Conte abbia solo sbottato verbalmente dopo un momento teso, ma non abbia mai pensato di dimettersi. E non solo, De Laurentiis non prende minimamente in considerazione l'idea di licenziarlo adesso. L'obiettivo interno è placare la tempesta, riorganizzare il gruppo e consegnare al tecnico rinforzi importanti a gennaio. Sì, ci sono voci su possibili sostituti, come Xavi. Ed è vero che il suo nome è circolato come ipotesi teorica. Ma tutto ciò è stato definito dagli stessi dirigenti come un esercizio di fantasia giornalistica. Niente di più. In questo momento, il clima nel club è chiarissimo. Indice che punta a destra Conte resta. Indice che punta a destra il Napoli andrà sul mercato per rinforzarlo. Indice che punta a destra il presidente è convinto che la situazione verrà ribaltata. E ora voglio sentire te, tifoso del Napoli. Puntina, pensi che Conte debba restare? Puntina, le parole di De Laurentiis ti tranquillizzano o temi ancora una rottura? Puntina, cosa ti aspetti da questa ripartenza? Commenta qui sotto, la tua opinione è fondamentale per mantenere vivo il nostro dibattito. E, naturalmente, un super thanks per sostenere ancora di più il nostro lavoro quotidiano portandovi notizie esclusive ogni giorno.